Ieri nel notiziario del pomeriggio abbiamo pubblicato una telefonata di utenti esasperati dal disservizio del trasporto pubblico che negli orari pubblicati promette corse che si attendono invece inutilmente, soprattutto da e verso le frazioni. Ci arrivano segnalazioni quotidiane sulle criticità che il servizio si trova ad affrontare, sebbene un tempo congruo di rodaggio sembra ci sia stato. Da sta situazione non ne usciamo più, lamentano i residenti delle frazioni che stanno ancora attendendo si svolga la commissione sul trasporto pubblico, rimandata a causa di un fantomatico incontro con i vertici di Arriva Veneto, i cui esiti sono ancora sconosciuti, ma mai riconvocata. Cosa si sta aspettando? Anche se la situazione sembra essere comunque un déjà vu di cose già vissute. Sembrava si fosse capita l'importanza delle corse verso le frazioni, più penalizzate rispetto alle aree del centro in quanto a mobilità, ma a quanto pare il disagio che vivono i residenti delle frazioni forse non si è capito del tutto, come non sembra che si sia capito che tale disagio colpisce le categorie più fragili, gli anziani e i giovani che si sentono abbandonati a se stessi, in cerca di passaggi alla disperata se si devono muovere verso il centro, non per goduria o passatempo, ma per necessità, per andare dal medico in farmacia che non è presente in tutte le frazioni, come non ovunque si trova un supermercato. I festivi, l'unica frazione ad essere servita è Cabianca, per le altre non c'è alcuna novità, se non che una navetta bus per tutte le frazioni è palesemente insufficiente. Sembra che da contratto ne fossero previste 3, una per frazione. Il servizio a chiamata sembra un fallimento per come è gestito, tra lunghi tempi dal momento della prenotazione all'impossibilità di salire su un bus prenotato da altri, nonostante sia stata la stessa assessore a dire durante l'incontro tenuto a Cabianca che tale sistema andava cambiato. Ci siamo stupiti durante l'incontro quando l'assessore prendeva appunti sugli orari delle corse per accontentare tutti gli utenti. A te che ora va bene? A te come andrebbe meglio? Chiedeva, come se il giorno dopo le corse avessero avuto orari one to one in grado di accontentare tutti, e badate bene, senza che alla stessa riunione fosse presente una qualsiasi figura di Arriva Veneto a dire questo si può fare assessore, questo non si può fare. Una riunione che ha solo illuso l'utenza una volta di più. Qualcuno sta ancora pensando che serva del tempo per sistemare le corse e degli altri autisti bisogna aspettarli. Abbiamo visto cosa è successo con ACTV, che sembrava tutto dipendesse dalla mancanza di autisti, che invece venivano spostati dall'azienda dove c'era un contratto di servizio e non dove il servizio fornito lo si voleva mollare. Ogni servizio ha un costo. Quello che viene da pensare, magari sbagliando, è che ora il capitolo spesa per i trasporti consenta questo tipo di servizio, non una corsa in più, non una navetta in più, non un autista in più. Attendiamo rettifiche da chi di competenza. Per fortuna che almeno le corse scolastiche sono garantite, almeno quelle. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.